posto. Del resto è da un pezzo che aspetta il testo e il recesso. Non tengo manco più conto del tempo che investo. La storia si ripete e tendi a mettermi merda. Continuamente aumenta il costo e il dissesto. Buonasera amici, benvenuti a questa 11ª puntata di Icnos Music Show The Indigenous Artist. Siamo in compagnia del mio amico Row B, fondatore della Karate Records. Ciao Row. Ciao Manu. Oggi lo conosceremo in maniera più approfondita e parleremo proprio della sua carriera artistica e anche in qualità di produttore, visto che lui produce anche per artisti. Mangia shit, monitorizzati da satelliti in HD, pronti per il blitz. Orizzonti lontani, sabbia nelle mie mani, si vive solitari, soldati mercenari, si perdono i valori, scompaiono i legami, in questo mondo di infami. Però non mi sposto né mi prosto. Visto che sto mondo porco in fondo conto poco non ho sconto. Ma non mi nascondo se non sfondo. Preso il colpo e rompo, gioco il colpo tutto rompo. Pronto chi mi trovo contro che si affondo non mi stoppo. La nave salva e non sa più dove andare. Qualcuno ha visto in città il suo comandante. Quando lei poi tornerà a stare a aspettare. Questo timone è nostro che se nessuno sa. Ora anche il maniaco. Però come hai iniziato a fare musica? Diciamo Manu che è partito tutto da un gioco, nel lontano 96, nel 1996 eravamo con Manuel Zarkil della Califogi, Woka Claudio dell'Eno Music e di Amicis dell'Eno Music, insomma volevamo fare le nostre canzoni, però il periodo in mezzi non erano diciamo come oggi. Negli anni era difficile fare musica e anche entrare dentro il mondo musicale, non c'era internet, o comunque se c'era non era la nostra portata, Sì. e quindi insomma ci arrangiavamo un po' come potevamo, cercando le instrumental da vinili, giravano le audiocassette, ho iniziato a registrare con le audiocassette, quindi c'è stato proprio un'evoluzione. Diciamo che sono uno di quelli che ha conosciuto i vari step, da l'evoluzione, nastro a CD, l'evoluzione MP3. strumentale. Sì. E niente, ti ho detto che abbiamo iniziato per gioco, poi la cosa è diventata sempre più grande, anche perché io vengo da una famiglia di musicisti, i miei fratelli sono musicisti, quindi diciamo che la musica ce l'ho sempre avuta Nel sotto orecchio. Niente, poi ci siamo un po' evoluti, investendo ovviamente i pochi soldi che si avevano, collaborazioni varie, dopo anni e anni mi ritrovo alla Karate Records. Ecco, come suppongo che tu avrai due carriere, insomma, sia quella dal punto di vista artistico, visto che sei anche un cantante, un rapper, Esatto. e sei anche un produttore. Queste due strade credo non siano cominciate simultaneamente. No, assolutamente. Ho iniziato come rapper perché era più semplice, ovviamente anche, ripeto, il periodo, iniziare a fare delle musiche negli anni 90 era difficile, o avevi veramente soldi, magari ti compravi l'attrezzatura, ma anche dal punto di vista proprio informativo era difficile. Sì, cosa compriamo per fare le basi, capito? Quindi la via più semplice era quella del rapper, che ho portato con me sino a pochissimo tempo fa, perché negli ultimi anni, da quando abbiamo tirato su con Fame la Karate Records, diciamo dal punto di vista artistico, da rapper
ho un po' lasciato. Mi sto concentrando di più sulla produzione. Sì, sulla produzione, perché comunque è tutto un altro mondo, puoi dare sfogo alla fantasia, mentre invece facendo il rapper devi fare il rapper. Sì, chiaro. E naturalmente tu sarai più avvantaggiato rispetto ad altri, visto che qualora ti venga in mente di creare un brano nuovo puoi mettere mano in entrambe le cose. Sì, ma infatti ho sempre fatto così, partivo da una base che facevo sul PC, poi scrivevo la prima strofa, scrivevo il ritornello e passavo i brani agli altri componenti che si agganciavano. Era proprio un'industria di canzoni. Senti, sono curioso, Dimmi. non ho mai approfondito l'argomento. Dimmi. Com'è nata l'idea della Califogi? Allora, la Califogi, allora, io ho iniziato a cantare con Manuel della Califogi. Ovviamente il gruppo non si chiamava Califogi, ci chiamavamo Protagonisti. Poi io mi sono messo a lavorare con Lenu Music e lì con Manuel ci siamo leggermente staccati, lui ha preso un'altra strada, ha conosciuto White, Henry, cioè si conoscevano già, e lì hanno tirato su la Califogi. Abbiamo sempre collaborato, sono sempre stato produttore, abbiamo sempre fatto canzoni insieme. Spiritualmente faccio parte della Califogi, non sulle carte. Senti, cosa pensi della scena hip hop, indipendentemente da dove provenga, attuale? Allora, la scena hip hop, parli della scena hip hop italiana, locale o in generale? No, sei un proprio? produttore, quindi ti chiedo proprio cosa ne pensi a livello mondiale. Guarda, io sono sempre stato affascinato dal rap americano, dall'hip hop americano, quindi diciamo anche la mia ispirazione viene da lì. Ho sempre, nonostante scrivessi i testi in italiano, l'ho sempre, diciamo, un po' mollata la scena italiana, la scena anche tra virgolette locale, non perché non mi piacesse, ma perché trovavo una differenza enorme dagli americani a quelli italiani, quindi mi ha sempre affascinato la black music, tuttora è così, quindi mi piace tutto quello che gira attorno al rap, se è fatto bene, ok? Poi ci sono anche artisti italiani validissimi, io non sto dicendo assolutamente quello, anzi ci sono anche gruppi che mi piacciono, però diciamo che nella radio della mia macchina passa l'americano. Sono stato affascinato da questa onda di trap e drill che è arrivata sull'hip hop, diciamo, che è arrivata qua in Italia, e ovviamente da produttore poi ti devi adattare, quindi sono entrato anche dentro quel mondo ed è figo, un po' come il rock ha le varie sfumature di punk, eccetera. Certo. Anche l'hip hop è questo, quindi nell'hip hop c'è il rap, poi c'è la trap, poi c'è la drill, insomma vari generi che arrivano sempre da lì, e essendo quello che mi ha affascinato, mi ci trovo dentro, è proprio. Sei in fase di sperimentazione di qualcosa di nuovo? Sperimentazione sì. Allora, ho in progetto di far uscire entro quest'anno l'album della Califogi, l'album mio e della Califogi, che saranno 10 tracce. È un lavoro a cui tengo molto perché, ripeto, con loro ho iniziato, sono sempre stato a fianco a loro, quindi ritrovarci quasi a 40 anni, se non a 40 anni, ancora a fare musica è bello, lo spirito, l'amicizia.
è proprio figo. Poi ho fatto una collaborazione con la 070. Sì, di cui abbiamo fatto anche una puntata, Sì, dedicato a una puntata. abbiamo fatto una puntata, giusto. Vi saluto, bestia. Ciao ragazzi. Niente, c'è il disco di Ramsey in Ciao, Ram. preparazione. Anzi, sei qua. Ciao, Ram. Lo salutiamo. Niente, ci sono delle chicche che stanno per uscire dalla Karate Records che insomma ci metteranno in ballo. Già nell'altra intervista ci avevi accennato qualcosa, quindi continuiamo a tenere sul filo gli spettatori. Sta arrivando il momento, però. Beh, l'estate è alle porte, quindi credo che si stia preparando qualcosa di interessante. Sì. Senti, a livello di produzioni, chi sono gli artisti che attualmente hai sotto mano? Allora, che abbiamo ultimamente sotto mano, vabbè, a parte Ramsey, ma è della squadra della Karate, quindi c'è Giant Versi, anche lui è della squadra della Karate, la Califosi White che dovrebbe uscire anche lui con un suo EP da solista. Poi abbiamo H Starlight che è una ragazza, Ciao H. ciao, che abbiamo conosciuto relativamente da poco, però si sta inserendo bene, ha un sacco di voglia, quindi ci sta. Abbiamo in programma qualche singolo con Lavinia. Mi scuso. Esatto, sì. Ciao Lavinia, in bocca al lupo. Niente, poi ci sono ovviamente gli artisti che vengono sono esterni dalla Karate, però comunque registrano, gli facciamo produzioni noi, come Luion, come Magno, come... Ciao Matteo. Salutiamo tutti, ovviamente. Salutiamo tutti, Il ciao, ci conosciamo quindi. Il ciao è sottointeso. Niente, quindi ci stiamo dando da fare, c'è Frax, stiamo facendo anche l'album di Frax che è diciamo in pentola da un annetto e mezzo, diciamo, però è un grosso lavoro anche quello, l'abbiamo fatto con musicisti, con ragazzi che hanno suonato al conservatorio, con Ram, insomma, tanta roba. Poi tra poco uscirà un singolo che ho fatto con Cioccolato di Zinnigas, bella lui. Ciao. Dove gli ho fatto la produzione, lui ha fatto le strofe, abbiamo fatto un video, quindi proprio a breve uscirà questo. Ci sarà un singolo con Kilo e Ramsey, sempre diciamo cucinato un po' dentro la Karate. Bene. Stiamo facendo parecchia roba, è giusto così. Sì. Così. Senti, invece volevo farti un'altra domanda. Sì. Nella tua storia artistica hai avuto modo di collaborare con personaggi anche di spessore? Collaborazioni importanti? Sì. A parte gli artisti nostrani che iniziamo a elencare, tipo ho collaborato con Z-Funk, che saluto, ho collaborato con Cool Kaddish, con Mattaman e Nacho, con Makugo. C'è stata una collaborazione abbastanza grande negli anni, cioè sono state molte collaborazioni. Abbiamo fatto Italian G-Funk, che era un pezzo che c'era in una compilation dove abbiamo cantato con la Califosi, dei ragazzi californiani, dei ragazzi messicani, uno francese. Ho collaborato con Tormento dei Sottotono, è venuto nell'antico Studio 9. Io queste cose le so, però è giusto dirle, quindi te le ho chieste apposta. Il grande Tormento, che lo saluto, un mentore
un mentore di tutto, una fonte di ispirazione. Insomma, ho collaborato con Kilo da poco tramite Ram, che suona con i Sarrazza. Poi c'è stato Shadifa, abbiamo fatto parecchie canzoni insieme, Leno Music, la Califogi, insomma forse mi dovevo fare un elenco per ricordare se ho saltato tutti. qualcuno. Ho collaborato anche con gli Alter Ego, abbiamo fatto un singolo con gli Alter Ego parecchio tempo fa, sempre nello Studio 9. Poi insomma mica c'è stata una bella passata di canzoni. Tu conta, mano, che io ufficiali nel mio PC ho 22 album miei, quindi ti sto parlando di parecchia musica, Tu sei un oltre a tutte personaggio quelle. storico della scena hip hop regionale, io lo so. Molti non lo ricorderanno, ma io lo ricordo bene. Io me lo ricordo, Ci sono stati un sacco di aneddoti buffi, altri belli, perché per carità, un sacco di cose, poi si cresce, si fanno cazzate da ragazzino, un po' te ne penti, un po' dici sì. vabbè, sono stati quelli momenti, passeranno. Tutto fa esperienza per crescere, quindi. Esatto. Poi c'era il disco che ho fatto con Andrea Aru, che saluto anche Andrea. Ciao, Andrea. Ovviamente Ciao, Vladi. tutte le persone che nomino le saluto con un abbraccio grandissimo. Con Aru ho fatto un album, e anche in quell'album ci sono delle collaborazioni con Elvira Semeraro. C'è un amico di famiglia che saluto veramente tanto, è Domenico Acciaro, fa musica cubana, non c'entra niente con l'hip hop, però comunque è stato bello collaborare con gente Che fa anche altri generi. Esatto, poi soprattutto professionisti. Ho collaborato con Aisha, abbiamo collaborato con gli FM, che è un gruppo storico di Flumini, che saluto anche loro. Poi ce n'è stata. Con Piraz ho avuto il piacere di lavorare anche con Mr. Piraz, con l'album, Piraz, il grande l'album Mr. della Piraz. Califogi, sì, quello uscito nel 2010, che poi con loro siamo andati a registrare, abbiamo registrato a Padova dal batterista di Battiato, Andrea Polatto si chiama, che saluto anche Andrea. Abbiamo registrato con la Califogi lì e poi siamo tornati qua a rifare tutto il lavoro, diciamo, di master che ci ha fatto appunto Andrea Piraz. Poi niente, sono passati un sacco di anni, abbiamo lavorato, mi sono messo sotto proprio artisticamente parlando, e ho fatto uscire un album, cioè un album sulle piattaforme mio, ed è tutto con collaborazioni, c'è Manuel Cresi, c'è Shanda, che saluto, grande bro, c'è Lord J, T-Fly, c'è Bravo Pie, Vinny G, insomma parecchi artisti. Forse, mano, dovevo farmi una lista per non dimenticare tutti o comunque per non dimenticarne. Stai lavorando a qualcosa di interessante attualmente per quanto ti riguarda, personalmente? Allora, per quanto mi riguarda, te l'ho accennato anche prima, l'album con la Califogi, che è proprio mio e della Califogi, mentre invece negli altri lavori ho partecipato. Questo è più mio, perché sono partite, molte delle canzoni che ci sono partite
dallo studio 9, sono partite proprio da me, quindi lo sento mio. Poi ti ho detto che ho un album sulle piattaforme, ci sono un paio di video online, tipo 4 o 5 video, non ricordo bene perché comunque l'ho fatto uscire nel 2016 se non sbaglio, 2015-2016, è passato un bel po' di tempo. In tutti questi anni di mio non ho fatto uscire niente, nonostante avessi un sacco di roba, un casino di brani, però te l'ho detto, mi sono puntato più per la produzione, capito? Quindi magari curavo un artista, usciva un pezzo, magari la base l'avevo fatta io, insomma è stato, Non c'è hai stato trovato un leggero il tempo. sì, anche perché poi quando devi fare, non è che fai tutto, cioè insomma ci sono artisti che fanno tutto e li stimo moltissimo, però è un po' come avere il ristorante, cercare di fare il maître, il cuoco, l'aiuto cuoco, il lavapiatti, il cameriere, cioè da solo non fai niente. Anche per questo che ho pensato di fare proprio la Karate Records, entrando in società con Matteo Fame, abbiamo proprio Ciao, tirato, Matteo. ciao Matteo, abbiamo tirato proprio fuori l'idea di una sorta di famiglia, una sorta di truppa, ok, che cercasse di spingere ognuno con le proprie forze questa barca. Insomma, ce la stiamo facendo, è difficile perché al giorno d'oggi è molto difficile, però è bello e la voglia di fare roba nuova, di fare musica nuova, mi spinge, ci spinge. Senti, c'è qualcosa che vorresti farci vedere in trasmissione? Tuo? Guarda, di mio c'è qualche video, tipo il video dell'amico che ho fatto con Domilingo, che saluto anche lui, mi ero dimenticato, con Lord J e di Amicis, che saluto anche lui. Il video dell'amico che l'abbiamo fatto uscire, era quello il periodo 2016 dovrebbe essere. Mandalo in play. Regia, mandiamo il video. Festa, ok, ci vediamo lì, porta gente. Ciao l'amico, ci sei già? Ciao, ciao. Stasera sono dritto, l'invito dell'amico. Mi sento troppo figo, il cervello bollito. Ciupito e mojito, appena sono uscito. Profumo sul vestito consigliato da un amico. Pronti al morigo, appuntamento con l'amico. Mi presentano le amiche dell'amico. Io c'ho un amico. Ti presenterei questo amico che ne ha un altro che vende cash. Gli chiedo se questa è buona e mi risponde soltanto cash. Quando gli chiedo dove è il suo amico, se è il mio amico, mi dice boh, e si incasina parlando come giurato. Oh my god, eppure questo tipo te lo giuro mai l'ho visto. Sì, ma quando lo conosco glielo dico. Sicuramente un fico, di quelli solo flash. La sua girl sembra la fico, eppure c'è l'amico. Giro col mio amico e col mio amico c'è un suo amico che il barista è un suo amico che ogni drink ci versa un litro, usciamo in tandem. Si finisce fisso in branco come a tandem nei 90, dopo la notte in bianco. Conosco fisso amici degli amici degli amici, che non mi ricordo i volti e tutti quei discorsi spicci. Tutti c'hanno un amico, tu ce l'hai un amico, io c'ho un amico, tutti c'hanno un amico, tu ce l'hai un amico, io c'ho un amico, Poi ci sono stati un altro paio di brani dove abbiamo fatto dei video, tipo musica in play.
Ancora? Anche oggi? Ora cosa? Anche oggi? Che cos'è? Fai? Basta! La devi smettere! Mi hai rovinato la vita, basta! Casa mia, vai via, vai via. Vai via! Lasciami in pace. Animo maniaco sadico, tossicofiliaco in panico. Preparo l'esplosivo, beat distruttivo, studio nuovo e nocivo. E ti chiami Shante J, come Rox nella South Bay, come la Cali con Shake, con mi fucking fake. Ha perso il controllo, Robby Mayday, Mayday. E la mia musica è in play dal 96. E adesso sai che c'è, troppo rap merda, gira sul web. Dimmi la serietà dove se vivi nel bla bla. Fammi che lo so te ma io lavoro per il cash. La mia vita è una continua maratona. Tieniti lo scarto, la roba buona. Il sound funziona e con i soci bastona. I bassi respirano, la musica ti stona. Meglio mi lasciassi stare. Mi sono stancato di sentirti parlare, gridare. Oggi sono preso a un mare. Lasci in play la musica e fuori in temporale. Ho la soluzione unica, insomma sono tutti in quest'album che trovate su Spotify, nelle piattaforme. Quindi ricordiamoci di seguire Roby e le sue produzioni. Oltre a quello che abbiamo visto, vuoi mostrarci qualcos'altro di tuo? Qualche clip interessante? Allora, c'è stato un periodo dove ho collaborato con Videolina e abbiamo fatto 12 puntate di un programma dove io con i ragazzi della Califugi curavamo la parte, diciamo, artistica, non artistica, ma c'era un angolo rap in questa trasmissione. Ci sono delle clip anche di... Vediamo qualche spezzone? Sì, perché no? Perché no? Andiamo. Finalmente ve li possiamo presentare, sono loro con International Funk, la Califugi. Grazie. International Funk. Fuori onda, baby. Studio 9. Forma ispira, arrivo fino in front, say word. Ti presento i miei friend, YD, Roby. Hey, Zach, qua lo sanno pure in Giappone. WhatsApp, la mia Cali, Mr. Bones, Sole de Noir, Freaky Funk International. Oh no, l'abbiamo fatto un'altra volta, è troppo piena, è troppo gonfia, che è pronta è l'ennesima bomba. Mega punk come sempre, dimmi cosa t'aspetti. Bon come l'acqua, un po' di colpetti. Qui la pioggia rinfresca come questo Sid. Qui è hot, get a drink. Nella bay tu si tra, tu ti cravati in acqua, tu ti cravati in giacca. La camicia svampa, tipo chiuso in banca. Lo stress non manca, io steso in spiaggia con relax e l'anca. Oh, is international. Carolis Funk. Non mi estraneo, sempre idoneo. Amo l'ombelico del Mediterraneo. Le sabbie che rispioggiano le piagge dorate. Musica funk per le nostre serate. Cagliari, Sardegna, Friends, California. Qui tra mare e montagna, ad occhi aperti si sogna. È una rispolverata al vecchio style. Sì che lo sai, for funky worldwide. Con le mani, Buona boss on the beat. And we're from Il programma era fuori onda e sono passati più o meno 10 anni. Beh sì. 10 anni, insomma. Nel frattempo mi è cresciuta la barba bianca, qualche ruga in più e un po' di pancia. Gli anni passano, guarda, ti dirò che anche questo pezzo lo puoi far sentire, che è con Elvira Semeraro, prodotto da Aru. Andrea Aru, il mio amico Andrea Andrea Aru. Si intitola proprio Gli anni che passano. Andiamo a vedere gli anni che passano, ragazzi.
Chiudo gli occhi e il tempo se ne va. Sembra ieri che eravamo tutti qua a chiederci chissà come sarà, ma riaprendo gli occhi non si ha più quell'età. Ma va, si accende qualche rimorso di un anno scomparso, dove il tempo trascorso è stato un disastro, dove quell'ambiguo strano sentimento è riapparso. Si vive tra mille perché sono gli anni che passano a lasciare il segno su di me. Gli stessi anni hanno il ricordo del tempo che non c'è, chissà dov'è. Il sapore di un amore lo sento a stento, ma allo stesso tempo è dentro e ci tengo. Ogni tanto mi assento, andrò via col vento, perché un giorno lo stesso vento mi riporterà da te, bene. Sento gli anni che passano, lasciando il segno su di me, portando via il ricordo di quel tempo che non c'è. Sento gli anni che passano, lasciando il segno su di me, portando via il ricordo di quel tempo che non c'è. Poi avevo fatto una pazzia di fare un album, un doppio album, che quello c'è su YouTube, si chiama Every Day in the Bay, e è un doppio album con 34 tracce dentro, tutte prodotte da me, dove lì ci sono le collaborazioni, quelle di cui ti ho parlato anche prima, Cool Kaddish, Z-Funk, Nacho e Matama, DJ Sputo, salutiamo anche DJ Sputo. Lì c'è Bravo Pie, c'è un sacco di gente, anche Aisha, il grande Kike Vasquez, che lo saluto, c'è Razor Rax che saluto anche lui. Insomma, quel disco è stato un riassunto di un periodo, che poi 34 canzoni sono molte, poi contando che sì, avevamo seguito, però comunque raramente ti ascolti 34 tracce di fila proprio mai. E quindi è stata anche una mezza follia. Abbiamo pensato di riprendere qualche pezzo e lo faremo uscire nell'album della Califosi. Questo è uno spoiler, un restyling di qualche brano che abbiamo fatto. Insomma, mazzoso. Bene, il tuo percorso artistico, adesso delle collaborazioni importanti della tua carriera. Ora ti voglio chiedere, hai partecipato anche a qualche evento importante? Sì, qualcosa di grosso l'abbiamo fatto anche quest'anno. Quest'anno tipo abbiamo aperto il live di Fabri Fibra con altri gruppi di Cagliari, con la Califosi. È stato bellissimo, è stato veramente bellissimo, anzi forse non avevo mai cantato davanti a così tanta gente. Comunque anche se non erano lì, cioè, se il pubblico non era lì per noi, è stato emozionante, fantastico lo stesso, perché salire su un palco ti dà un'adrenalina che veramente poche altre cose ti danno. Credo il bungee jumping, anche se non l'ho mai fatto. Sì, chiunque ne parla più o meno specifica una situazione simile. Sì, poi vabbè, gli spettacoli vari che ho organizzato negli anni, qualcosa anche di grosso sempre con la Califosi, era al Poetto, se non sbaglio, la festa dell'Icnusa, una cosa del genere. Comunque è stato bellissimo anche lì, piccoli frammenti di vita che... Tutta roba che ti porti dietro. Sì, tutta roba bella che mi porto dietro, anche qualche mazzata, però tutto, cioè, nel complesso ci sta. Nel complesso è figo. Cosa consigli ai giovani artisti, sia da produttore che da artista? Di curarsi il proprio stile. Allora,
è difficile perché si è influenzati molto da quello che ascoltiamo, e anche i giovani sono molto influenzati. Ovviamente io da rapper e da produttore sono stato influenzato anch'io come tutte le persone, anche chi fa metal è influenzato da chi fa metal, ok? Certo. La cosa che dico ai giovani è di spaziare proprio molto e fare tesoro di piccole cose di vari artisti che magari compongono uno stile personale che diventa poi lo stile personale dell'artista stesso, quindi è bello fare una sorta di mashup, di minestrone, come lo vuoi chiamare, perché comunque se ti focalizzi solo su un artista ci caschi, che diventi un po' come lui, che fai le cose che fa lui e poi gli assomigli. E lì, rischi di lì è plagiare. Brutto quando ti dicono mica assomiglia, oppure minchia l'ho già sentita, sembra questo. Quello è l'influenza, perché comunque se te l'ho detto, se ti focalizzi solo su una cosa poi anche volente o nolente diventi così, un po' come quando prendi l'accento, se parti a Milano per 2 anni poi hai un po' l'accento milanese, va. Quindi, o bolognese, insomma. Fondamentalmente però il messaggio è: siate originali, siate voi. Sì, soprattutto è cercare di curare questo aspetto. Molto importante, molto importante, perché è lì che fai, è lì che spicchi. Sei diverso. Assolutamente d'accordo. Però in vista della prossima estate che è alle porte ormai, hai anche qualche live in previsione? C'è per l'estate il Karate Live Show, che non ha ancora date, però comunque siamo alle porte dell'estate. Si organizzeranno, sì, perfetto. Stiamo organizzando, sta bollendo tutto in pentola, quindi è anche giusto servire la cena calda. Sì. Dove ti possono seguire personalmente gli spettatori? Ovviamente Instagram, Ruby Karate Records, su Karate Records, su Karate Studio. Ci siamo noi. Senti, siamo quasi in conclusione anche di questa puntata. Yeah! Ti chiedo se c'è qualcuno che vuoi salutare in particolare, ringraziare, citare. Guarda, a parte tutti quelli che ti ho nominato a livello artistico, saluto i miei amici di infanzia, che è sempre bello salutarli. Assolutamente sì. Che non hanno fatto il cammino con me nella musica, ma ci sono nella mia vita, quindi è giusto. Niente, che la sono anche i famiglia, primi fan. Esatto. Niente, famiglia, fratelli e tutti i ragazzi che mi conoscono, quelli che hanno collaborato con me, quelli che vengono incarati, il mio socio, i miei soci, anche a te, grazie. Noi ci vediamo ormai spesso, siamo in casa ormai. Bene signori, siamo giunti al termine anche di questa puntata di Ichnos Music Show, The Indigenous Artist. Ti ringrazio Roby per l'intervista, per il tempo dedicato. Grazie a voi. Sono curioso delle future produzioni e performance. Spero ti piaccia. Assolutamente. Ciao Roby, ciao ragazzi, bella, arrivederci. Ciao. Se l'orgoglio fa brutti scherzi, si vive a versi negli anni persi, e la vendetta non placa la sete. Io cerco solo la quiete in giornate inquiete. Vorrei prendere il mondo per guardarci dentro e non sentire il rumore, il peso di ogni lamento. A volte vedi il mondo e fuori tutto spento, solo sentire la musica per un momento.